Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi 11 febbraio. Cominciamo questa prima parte dando uno sguardo ai giornali nazionali. Vediamo dunque la prima pagina del Corriere della Sera, apertura dedicata ai rapporti tra la Francia e il resto d'Europa, debito Unione Europea, tensione Parigi-Berlino. Macron vuole gli Eurobond, quindi un debito comune, no di Merz, documento Italia, Germania, Belgio su competitività e industria. Domani c'è il vertice. E poi il ruolo dei sindacati sui radar. Sapete che c'è questa inchiesta aperta dalla Procura di Milano sui i radar, cioè coloro che ci consegnano a domicilio tutto quello che ordiniamo. Non è solo un problema giudiziario, ma c'è anche un problema di copertura sindacale. Andiamo a vedere la stampa invece apertura dedicata alla decisione sul pacchetto di armi a Kiev. Il governo si blinda e chiede la fiducia, anti-Vannacci, Crosetto attacca, così facciamo chiarezza. E poi taglio centrale dedicato alle Olimpiadi di Milano Cortina, Fontana d'oro, medaglia d'oro appunto alla staffetta. Vediamo il Messaggero. Repubblica era in sciopero ieri, quindi non è oggi in edicola. Il Messaggero: Italia locomotiva d'Europa, lo dice il ministro degli esteri Tajani, intervistato appunto dal Messaggero. Avvenire dedica invece l'apertura al pacchetto migranti che oggi sarà varato in Consiglio dei Ministri, che prevede un blocco navale. A Strasburgo varata la lista dei paesi sicuri in vista del patto europeo in vigore da giugno. Vedremo poi nel dettaglio quali saranno. Allora, intanto andiamo subito sugli esteri con Macron un po' isolato rispetto ai suoi alleati, spinge per un debito comune, i cosiddetti Eurobond, ma Berlino non cambia linea, freddezza anche sulla preferenza europea. Andiamo avanti, poi invece il governo che si blinda e mette la fiducia sulle armi a Kiev. C'è tensione nella maggioranza, per la prima volta il governo blinda il voto sull'Ucraina perché gli occhi sono puntati sui leghisti che oggi potrebbero decidere di disertare l'aula. L'ossessione del centrodestra che finisce per legittimare Vannacci, si temono appunto proprio i voti di questo nuovo partito appena fondato da Vannacci. Nel frattempo sugli scenari internazionali si riapre un canale di dialogo tra Parigi e Mosca. Il Cremlino conferma il canale con l'Eliseo ma insiste l'Europa è un ostacolo e Putin ribadisce la pace deve basarsi sulla formula di Anchorage concordata con Trump, quindi diciamo Parigi sempre un ruolo suo un po' diverso rispetto al resto degli alleati. Vediamo adesso quel pacchetto migranti di cui parlava l'Avvenire. L'Unione Europea oggi vota la stretta sul diritto d'asilo, via libera all'elenco dei paesi cosiddetti sicuri, previste nuove regole per i rimpatri a favore del PPL destre. Piantedosi rivendica la vittoria italiana. Tra i paesi sicuri figurano qua, lo vediamo, il Bangladesh, la Colombia, l'Egitto, il Kosovo, l'India, il Marocco e la Tunisia. L'Unione Europea avanza nell'approvazione del primo elenco di paesi di origine sicuri e nel concetto di paese terzo sicuro, fondamentali per consentire un esame più rapido delle domande di asilo o eventuale rifiuto da parte degli Stati membri. Ieri il Parlamento Europeo ha approvato 2 modifiche del regolamento, ora i testi passano al Consiglio per l'adozione finali. Per Piantedosi è un grande successo del governo italiano. Quanto al concetto di paese sicuro, 652 votanti, 396 sì, 226 no e 30 astenuti. L'elenco comprende Bangladesh, Colombia, Egitto, India. Le domande di asilo dunque presentate dai cittadini di questi paesi saranno esaminati in modo accelerato. Naturalmente resta poi la possibilità di fare degli ulteriori accertamenti. E veniamo alla tragedia di Crans Montana, dove hanno perso la vita 40 giovani e giovanissimi. Le irregolarità erano già state sollevate ma non erano state prese in considerazione dal comune. Si parlava di materiali combustibili,
la mancanza di un piano di evacuazione già nel 2019, da allora il comune però non aveva più fatto controlli sul locale. Accanto a questa ennesima irregolarità che emerge c'è però una bella notizia, cioè che i feriti italiani, quindi ancora i ragazzi ricoverati al Niguarda, sono finalmente tutti fuori pericolo. L'ha detto Bertolaso, la prognosi non è però sciolta perché ci potrebbero essere ricadute. Con questo tipo di patologie ci possono essere ricadute a cui dobbiamo fare attenzione. Abbiamo dimesso un terzo dei pazienti ricoverati a inizio gennaio, ha detto Bertolaso. Chi si trovava ancora in terapia intensiva è stato trasferito nel reparto Grandi Ustioni. Dopo le ultime cure nello stesso ospedale arriverà anche Lorenzo, un ragazzo ricoverato al Policlinico, ma i suoi problemi respiratori sono migliorati sensibilmente, quindi non ci resta che fare gli auguri. E poi il caso Epstein, i cosiddetti Epstein File. Che cosa sta succedendo? Parliamo di migliaia di file, ma anche video e documenti, immagini, che sono all'inizio stati segretati. Poi il Congresso americano ha approvato il Transparency Act, cioè gli impone al Dipartimento di Giustizia di pubblicare tutti i file entro il 19 dicembre. È uscita soltanto una parte di questi documenti, tra l'altro con molti omissis. Il 30 gennaio vengono pubblicati ancora nuovi file, ma ci sono ancora molti omissis e quindi tante critiche e accuse. Adesso ieri un duo bipartisan, cioè un deputato democratico insieme a un repubblicano, ha rivelato in un discorso al Congresso i nomi di 6 persone che sarebbero incriminabili. Chi sono queste 6 persone? Tra questi c'è l'amministratore delegato di Victoria's Secret, un uomo d'affari emiratino, Salvatore Nuara, Nicola Caputo, che non è un politico italiano, e loro dicono: se in 2 ore abbiamo scoperto 6 uomini nascosti, immaginate quanti se ne nascondono in quei 3 milioni di file. E le rivelazioni sono addirittura agghiaccianti. In uno dei file si parla ad esempio dello scambio di un video contenente torture proprio tra l'uomo d'affari emiratino e Epstein, colui che gli dice: dove sei? Stai bene? Dice Epstein: mi è piaciuto molto il video della tortura che mi hai mandato. Quindi contenuti davvero agghiaccianti. Torniamo in Italia per parlare dell'inchiesta su Glovo e della sua azienda affiliata, la Fudigno. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per caporalato, che vuol dire lo sfruttamento della manodopera, finora un reato applicato soprattutto ai braccianti nelle campagne, spesso migranti, adesso invece si applica anche ai rider. Sotto accusa l'algoritmo che determina il valore delle prestazioni. Qui vedete, indagato c'è Oscar Pierre Spagnolo, che è l'amministratore, tra l'altro giovanissimo, lo vedete, amministratore unico di Fudigno, la società italiana che gestisce il servizio di consegne a domicilio per Glovo, che ormai è davvero un colosso spagnolo. E la Stampa si riferisce a questi rider che tutti noi incontriamo più o meno settimanalmente per la consegna come gli schiavi 4.0, schiavi agli ordini di un algoritmo, per lo più immigrati senza tutele, con rapporti contrattuali autonomi, ostaggio degli algoritmi per i quali sono numeri, non persone, perché l'algoritmo non ha nessuna pietà. E poi veniamo a ieri, il giorno del ricordo, il tributo delle Camere alle vittime delle foibe. Per la Premier Meloni questa storia non sarà più negata. E ancora c'è tanta cronaca con l'agonia di Zoe sul Corriere della Sera, gettata nel canale quando era ancora viva. Lei è una ragazza di 17 anni della provincia di Asti, ha confessato Alex Manna, poco più grande, 19 anni, i due avevano trascorso la serata con gli amici, poi una discussione, i pugni, e l'avrebbe buttata nel torrente, ma pare che fosse ancora viva. E poi un'altra storia agghiacciante: questo bimbo di 2 anni in attesa di trapianti, gli viene trapiantato dopo tanta attesa un cuore
inservibile. Era un cuore, un organo bruciato, lesionato, reso inutilizzabile durante il trasporto perché conservato male a causa dell'uso di ghiaccio secco, e quindi questo bimbo, che comunque conduceva una vita più o meno normale, adesso è da settimane in coma farmacologico e rischia la vita. Andiamo ancora avanti perché così un piccolo passaggio di gossip, cioè lo troviamo sul Corriere della Sera, la coppia che fa discutere, che sta un po' scandalizzando la Germania, l'ex CEO di Google è Gloria, lui 70 anni, lei 27, ma lei non è una qualsiasi, è la figlia del governatore bavarese Söder. Insomma, due personaggi estremamente noti. Schmidt, appunto l'uomo, ha una fortuna personale di 37 miliardi di dollari ed è tra l'altro sposato. La coppia quindi non è passata inosservata anche agli impassibili tedeschi. E poi veniamo alle Olimpiadi di Milano Cortina, ancora una collezione di medaglie, ghiaccio d'oro, titola La Stampa, l'Italia si accende con la vittoria nello short track in staffetta mista, Fontana festeggia la 12ª medaglia, Sigel esulta in faccia agli avversari. Carlin di bronzo, ma non c'è tregua olimpica, Costantini vince con Mosaner, cita la collega sostituita dalla figlia del direttore tecnico. Ok, 10, 110 e lode, azzurra ai quarti, un mix di professioniste e studentesse che alternano allenamenti ed esami universitari, entusiasmi sugli spalti di Rho, gli uomini mai così in alto. Ma c'è un'altra luce sempre sulle Olimpiadi, quella che investe gli atleti americani, che sono un po' in crisi di identità olimpica. Per molti è difficile rappresentare un paese così dilaniato, abituati ad essere gli eroi dello sport e l'esempio della libertà, non sanno più come mostrarsi, e ci sono alcuni dei protagonisti che hanno tentato di smarcarsi, come lo sciatore americano che ha detto che rappresentare gli USA in questi giorni è difficile, succedono cose che non mi piacciono, oppure Amber Glenn, la pattinatrice, ha parlato del clima difficile che si respira per la comunità LGBTQ+, e ancora Chloe Kim, snowboard, che si dice fiera di rappresentare gli Stati Uniti, ma avverte: dobbiamo essere guidati da amore e compassione. In chiusura troviamo sulla Stampa un articolo dedicato alla nostra Macari, diciamo resa nota a tanti grazie alla Fiction TV, da paradiso naturale a Luna Park, scontro sulla spiaggia celebrata appunto dalla serie TV. C'è un progetto, previsti stabilimenti balneari e teatro, la rivolta di ambientalisti e cittadini. Ci fermiamo adesso, c'è una brevissima pausa e poi torniamo per dare un'occhiata invece ai quotidiani regionali. Bentrovati alla seconda parte della rassegna stampa. Prima di sfogliare i quotidiani regionali però apriamo il sito Sicilia Web, perché c'è una ultima ora importante: gravi violazioni ambientali, sequestrato Etna Land, operazione coordinata dalla Procura di Catania, sigilli al parco acquatico di Belpasso, frequentatissimo con un enorme giro d'affari. Si è conclusa questa importante operazione seguita dalla Guardia Costiera di Catania, che ha portato al sequestro del parco. L'attività in particolare ha portato al riscontro di gravi violazioni ambientali. Ulteriori dettagli saranno resi noti con una conferenza stampa prevista alle 11:30 in procura. E poi nei nostri telegiornali vi abbiamo dato conto della sparatoria al villaggio Dusmet: un uomo ha sparato col fucile al vicino di casa, si sono immediatamente chiuse le indagini, è stato arrestato un 27enne per tentato omicidio e detenzione abusiva di arma da sparo. Il giovane, che stava scontando i domiciliari in una casa al villaggio Dusmet, dopo una lite ha sparato con un fucile a un vicino che vive in un palazzo poco distante. Secondo una prima ricostruzione, ha prima esploso un colpo contro l'abitazione di un parente della vittima, provocando un foro sulla parete. Da qui si è scatenata la reazione della parte lesa, che si è recata nell'edificio da cui erano partiti gli spari.
militari e il 27enne, prima ancora che l'uomo salisse le scale che portano alla sua casa, esploso un colpo di fucile colpendolo ad una gamba. La vittima si è recata all'ospedale Cannizzaro, i poliziotti si sono recati a casa del giovane e hanno trovato il fucile in una mansarda nascosta da una botola. Per il 27enne è scattato dunque l'arresto. E poi ancora furto in abitazioni, sgominata una banda, succede ad Augusta, 5 arresti per una banda che metteva a segno furti nelle case e ricettazioni, tutti nel comune di Augusta, in un arco temporale che va dal dicembre del 2024 all'estate del 2025, e anche qui i dettagli saranno più approfonditi nelle nostre edizioni del telegiornale. Andiamo adesso a guardare i quotidiani regionali, partiamo con la Sicilia, danni del ciclone frana di Niscemi, dalla regione stanziati oltre $500 milioni per tutte e due le emergenze, quindi parliamo sia Niscemi appunto che il ciclone. Ieri poi c'è stato il sopralluogo del capo della protezione civile italiana Ciciliano, 99 famiglie non potranno mai più tornare nelle proprie case, ma lo vediamo meglio nel dettaglio più avanti. Gazzetta del Sud, maltempo, stop alle bollette, rallenta la frana di Niscemi, la misura della sospensione delle bollette riguarda Calabria, Sardegna e Sicilia, tra cui appunto anche Niscemi. E poi giornale di Sicilia, maltempo, la regione scova $500 milioni. Si parla anche delle stragi del 92 con collaboratori considerati inattendibili sulla pista nera, considerazioni del procuratore di Caltanissetta De Luca. Anche questo lo vedremo più avanti. Intanto partiamo appunto dai danni causati dal ciclone. Abbiamo detto c'è questo stanziamento con un fondo ad hoc che renderà strutturali le misure di sostegno che riguardano messa in sicurezza, ripristino, infrastrutture e supporto a cittadini. Ma vediamo anche che cosa ha trovato il capo della protezione civile siciliana. Innanzitutto che il fronte della frana è ancora in movimento, anche se sta rallentando, sta lievemente arretrando, quindi si muove. Lo dimostra la croce che è venuta giù, una croce che era diventata un simbolo di resistenza che, ha assicurato Ciciliano, verrà recuperata, restaurata e restituita alla comunità, perché è giusto che i simboli abbiano la loro significatività. Poi cosa ha detto anche? Si spengono le speranze per i proprietari delle case che ricadono nella cosiddetta zona nera, cioè quella che ricade in 50 metri dall'orlo della frana. Queste famiglie, che sono 99, non potranno mai più ritornare nelle loro case. Si cerca invece di mettere in salvo le abitazioni che si trovano oltre i 50 metri. Si stanno facendo anche acquisizioni satellitari. La zona rossa è comunque destinata ad accorciarsi. Ha fatto anche il punto sulla viabilità, c'è un'arteria, la SP82, che dovrà essere ripristinata in maniera definitiva. Sulle scuole 3 istituti non riapriranno più perché ricadono proprio nella zona off limits, quindi immaginate che rischio si è corso e che, diciamo, nella tragedia comunque nessuno si è fatto male. E poi ci sono state 5 persone denunciate dalla procura di Gela per aver violato la zona rossa. Non si tratta, come si può immaginare, di sfollati che volevano, diciamo, rientrare di soppiatto per riprendere le loro cose, ma fra loro c'era addirittura un catanese sorpreso a girare un video da postare su TikTok e quindi social, sopra tutto, anche sopra i rischi. E oggi a Niscemi arriva il procuratore di Gela Salvatore Velle, PM e 3 consulenti, mentre in tarda mattinata è atteso Schifani. Andiamo avanti, l'ultima nota è quella che in aiuto degli sfollati arrivano anche i terremotati dell'Aquila, salvati per servire, si sono costituiti in questa associazione e vogliono dare aiuto a chi ha vissuto una tragedia come loro. Veniamo adesso alla cronaca di Catania con le pagine interne della Sicilia, lo sparo davanti alla barberia, gambizzato il figlio di un sicario. Parliamo di una seconda sparatoria dopo quella del villaggio Dusmet
internet che, come avete sentito, si è concluso. In questo caso il 27enne è stato ferito al culmine di una lite in pieno giorno. Lui è il figlio di un sicario che quasi 20 anni fa ammazzò un uomo d'onore di Cosa Nostra ed è stato condannato all'ergastolo e a vari precedenti. Ha raccontato di essere uscito dal negozio attirato dalle grida di alcuni ragazzi che stavano avendo una discussione, di essere stato colpito da una pallottola vagante, versione che però non ha molto convinto gli uomini della squadra mobile. E poi si parla di maxi processo, perché sono passati 40 anni da quella udienza del maxi processo a Cosa Nostra nell'aula bunker del Luccerdone, 40 anni di memoria, uno snodo decisivo della giustizia, e in questo frangente torna a parlare il procuratore di Caltanissetta De Luca. Dice: pista nera su Capaci, lo Cicero inattendibile, le indagini sulla strage sono difficilissime, non fosse altro perché si fanno a 34 anni dall'episodio, il tempo comincia a scadere, l'orologio ticchetta, molti dei protagonisti sono deceduti, altri sono anziani, i ricordi si affievoliscono e naturalmente diventa sempre più difficile far emergere la verità. Veniamo alla vicenda che ha investito invece l'ex rettore Dal Contrens. I giudici del tribunale hanno depositato le motivazioni del provvedimento con cui hanno confermato la misura decisa dal GIP per l'ex primario di chirurgia plastica del Policlinico di Messina, ribadendo che i domiciliari sono adeguati alla gravità dei fatti. Andiamo avanti a Messina. Sapete che il sindaco di Messina si è dimesso o, come insinua qualcuno, è stato fatto dimettere. Che cosa viene fuori? Che in base a un sondaggio che doveva restare segretissimo, l'ormai ex sindaco era al 44-47%, numeri altissimi che hanno fatto cadere gli ultimi dubbi del suo mentore, il cateno De Luca, che ha deciso di non aspettare oltre e di sfidare le urne. Il clima politico si arroventa dopo le annunciate dimissioni del primo cittadino. De Luca polemizza con tutti ma ammette: anche noi siamo logori, per la fase 3 c'è bisogno di una iniezione rivitalizzante. Era un sondaggio segretissimo commissionato proprio da Sud Chiama Nord, la formazione di Cateno De Luca, che ha fatto cadere gli ultimi dubbi, un sondaggio attraverso il quale è stato chiesto a un campione se fosse disponibile a votare nuovamente Federico Basile. Questa forbice significherebbe vittoria al primo turno senza passare dal ballottaggio e quindi la decisione delle dimissioni. Andiamo avanti. All'Ars il voto premia le donne, sia alle quote rosa nei comuni, passa senza voto segreto l'obbligo di nominare il 40% di assessori di sesso femminile, obbligo che entrerà in vigore dopo le elezioni, non si applica però ai centri con meno di 3.000 abitanti. Restiamo su Messina, spaccio di droga nella zona sud, scattano altri 6 arresti, maxi operazione al CEP condotta dalla squadra mobile, 8 le misure cautelari portate a termine. E poi siamo a Monreale per una curiosità. Nel Duomo, che è una importante attrazione turistica, fedeli e turisti, pensate, sono costretti a fare avanti e indietro nella navata per non restare al buio. C'è un interruttore all'ingresso a pagamento e le guide sono costrette a inserire monete a getto continuo. Tra lo stupore e le proteste, più che ammirare abbiamo imprecato, preferiremmo pagare. Fu la luce, ma solo per un minuto. Visitare il Duomo di Monreale, uno dei luoghi sacri e artistici più straordinari al mondo, si trasforma in una prova di pazienza, monete e cronometro, proprio perché appunto c'è questo, bisogna inserire 2 euro in una macchinetta per attivare l'illuminazione per 60 secondi esatti, un minuto, e fra l'altro il tempo non è cumulabile. Pensate che
5 minuti costano insomma 10 euro, sicuramente non è poco. E poi ne ho parlato poco fa, questo piccolo genio del siracusano si chiama Diego, un ragazzo plus dotato che, pensate, a 11 anni ha fatto un salto, è arrivato in quarta liceo, adesso ne ha soltanto 14, è già pronto, ha superato degli esami difficilissimi per iscriversi all'università, superando esami di matematica, tra l'altro tutto in inglese. Adesso se lo contendono le più importanti università. Lui, e questa è una curiosità nella curiosità, pensate, pur essendo ferratissimo nelle materie scientifiche, aveva scelto il liceo classico non per scappare dalle sue scienze fisico-matematica, ma per studiare greco e latino, che per lui sono un modo per aumentare conoscenze e capacità di ragionamento. Una curiosità dunque, oltre a un'intelligenza che lo ha contraddistinto sin da piccolo, che lo ha portato a sviluppare da autodidatta la sua altra grande passione, quella degli scacchi. E anche qui Diego ha bruciato le tappe. Ecco, quando si parla di cervelli in fuga, Diego è davvero un enorme cervello che andrà probabilmente a studiare in una università all'estero. E con questa notizia di questi talenti, questi piccoli geni che crescono, non ci fermiamo. Grazie per averci seguito, a tutti una buona giornata.